il giorno dell'addio, l'ultimo saluto a Mattia Cardascia. La sua vita si è spezzata a 16 anni, ma nella piazza che attende l'arrivo del feretro davanti al Duomo di Ognissanti di Arzignano, lacrime e preghiere sono rivolte anche a Giulio Pizzolato. I due giovani amici hanno condiviso un destino tragico, vittime della tragedia di Ferragosto, quando la loro moto lungo la provinciale 31, Val di Chiampo, si è schiantata contro la macchina di un cinquantenne di Arzignano che adesso sarebbe ai domiciliari, mentre la procura avrebbe aperto un'inchiesta per duplice omicidio stradale. Ma oggi è il giorno dell'addio. La piazza è gremita di cittadini, amici, conoscenti. Suonano le campane quando arriva la macchina che porta la bara bianca. Sono momenti intensi di forte commozione. La comunità è unita attorno alla famiglia di Mattia. A 16 anni non è giusto vedersi stroncare la vita. Non si può vedersi negare il futuro pieno. Ma quel sorriso di Mattia, diceva mamma Margherita, che riempiva la casa, un sorriso contagioso. Il suo ridere con tutto se stesso, tutta questa gioia che la sua persona sprigionava, noi oggi qui la dobbiamo raccogliere come eredità. Tantissimi giovani, ed è a loro che si rivolge Don Gigi nella sua omelia quando li invita a non smettere mai di sognare, di guardare avanti e di alzare lo sguardo al cielo per pregare. E vi invito a pregare, ragazzi, lo fate a modo vostro. Con una canzone, con un testo, con uno sguardo al tramonto. Ma pregate, non siete soli. Dio non è vostro concorrente e disegna con voi i vostri sogni. Ciao Mattia, ciao Giulio. Suonano le campane alla fine della messa. Fuori dalla chiesa uno striscione. Ciao Mattia, il ricordo del tuo sorriso e della tua dolcezza sarà cura per i nostri cuori infranti. Nel piazzale si riuniscono centinaia di persone per l'ultimo saluto. Volano due gruppi di palloncini bianchi verso il cielo, uno per Mattia, l'altro per Giulio. E poi una colomba bianca, un segno di Dio, di speranza.